Cari amici di Sapuri, ben ritrovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier e sommelier dell'olio. Oggi ci occupiamo di olio extravergine di oliva e vi porto a Misiliscemi, un nuovo piccolo comune della provincia di Trapani, dove Tenuta Allegra produce due dei suoi straordinari oli extravergine di oliva. Tenuta Allegra nasce da una storia del 2015, pensate, di un ingegnere, Giuseppe, che si innamora sia di una donna di quei luoghi sia della terra e comincia questa attività del tutto familiare insieme alle due piccole di famiglia, Aurora e Adele. Sostenibilità, qualità, tradizione e innovazione. Questi sono i valori sui quali si sostiene questa azienda che produce allo stato attuale circa 20.000 bottiglie solo di pregiatissimo olio extravergine di oliva di queste meravigliose zone del Trapanese. La Tenuta Allegra si trova in un territorio di rara bellezza, ricco di storia, che è situato tra le maestose pendici del Monte Erice e la costa siciliana, con le sue meravigliose saline. Uno dei valori fondanti di Tenuta Allegra è il profondo rispetto per l'ambiente. Infatti l'azienda biologica da sempre ha scelto di fare della sostenibilità una pratica quotidiana, orientando ogni decisione alla tutela della biodiversità e alla riduzione dell'impatto ambientale. La Tenuta Allegra sceglie di recuperare tutti gli scarti di produzione, sminuzzando il materiale che deriva dalla raccolta delle olive, come piccoli rami e foglie, facendo così il cosiddetto cippato, che una volta interrato diventa nuovo humus, terreno fertile per la coltivazione e la maturazione ottimale di queste olive. Oggi degustiamo Blend, olio extravergine di oliva derivante da cerasuola e nocellara del Belice. Blend si presenta di un meraviglioso colore verde intenso con dei riflessi giallo-oro. Questa operazione viene fatta per scaldare l'olio in maniera da esaltare quelli che sono i sentori che poi la mucosa olfattiva riesce a cogliere con maggiore precisione. Sono evidenti le note di pomodoro, ma anche pomodoro verde, ma anche di cardo, peperone, insieme ad una piacevolissima nota salmastra, tipica di questi luoghi. Si tratta di un fruttato medio intenso con una grandissima nota sia piccante che amara, molto spiccata. È un perfetto olio in abbinamento sia ad insalate che a verdure, a piatti di pesce, anche a piatti di carne. Buonissimo anche sul pane caldo. L'olio e la verità tornano sempre a galla.